Visitato il parcheggio pluripiano di via Pietro Nenni con tanto di accesso e uscita a pagamento, appena riaperto dall'amministrazione comunale di Agrigento da parte del responsabile del Codacons Giuseppe Di Rosa, che attraverso un suo video ha documentato che sono tante le precarietà che esso presenta, non dando ovviamente un buon biglietto da visita a chi viene in città e lo usa. Tra i tanti nei che presenta la struttura, quello degli ascensori non funzionanti, se arriva un disabile, afferma Di Rosa, con l'auto come si destreggia dentro il pluripiano, l'impianto elettrico manomesso, sicuramente senza la dovuta e prevista certificazione, piano terra pieno di fogne impraticabili, infiltrazioni di acqua, stato igienico da terzo mondo. Insomma, uno stato di precarietà strutturale e di servizi igienici da rimanere scioccati come si può amministrare, afferma Di Rosa, la più bella città dei mortali con questo stato di approssimazione. Abbiamo saputo della riapertura del parcheggio pluripiano di Agrigento. Volevamo farvi vedere quello che è. Noi abbiamo già effettuato l'ingresso con la macchina e a piedi vi farò percorrere assieme a me ed arrivare proprio dove ho parcheggiato la mia macchina per farvi vedere quello che sta succedendo. Aspettate, vi faccio vedere subito. Allora, questo è, abbiamo preso il ticket, ce l'abbiamo sulla macchina, questa è la barra, tu superi la barra e inizi ad entrare all'interno del parcheggio pluripiano. Questo è il parcheggio pluripiano appena riaperto. Vi faccio vedere lo stato di pulizia del parcheggio, assolutamente, guardate in che stato è stato riaperto, non penso che siano tutte sporcizie di ieri sera. E adesso vi faccio vedere qualcosa di incredibile. Guardate, la prima cosa che vi faccio vedere sono tutte queste infiltrazioni di acqua che appena usciremo e saliremo vi farò riosservare. Questo è lo stato del parcheggio, non è stata data neppure un'imbiancata. Guardate in che stato incredibile è il parcheggio. Vedete, questo è stato riaperto con addirittura ci sono delle infiltrazioni di acqua che canalizzano e fanno, vedete, guardate, delle canalizzazioni. Tutto questo, tutte queste sono infiltrazioni di acqua. Ditemi se il parcheggio è stato risistemato. Vorremmo sapere il sistema. Quando noi diciamo che è un sistema ad Agrigento che non va, non ne buttiamo nulla al caso. Pur non di meno, andiamo avanti. Vedete che è totalmente vuoto, c'è solo una macchina, ma questo al momento ci può stare. Guardate, infiltrazioni d'acqua ovunque, qua sta cadendo proprio, guardate, vedete? Poniamo caso che una macchina cade questo, mentre passa una macchina e verrà fatto un danno, speriamo non alla persona. E questo per riaprire un pluripiano. Mica tu riapri così, ma potevate dare una pulita al pavimento con una macchina di quelle per pulire a terra, si poteva dare. Guardate cosa c'è qua, lo specchio, guardate dov'è lo specchio. Ditemi come avete riaperto il pluripiano, guardate lo stato di disagio igienico-sanitario che c'è all'interno di questo pluripiano, è incredibile. Guardate, siamo al terzo piano e ancora non ho finito. Guardate qua, un segnale buttato lì per terra. Questo è il pluripiano che hanno riaperto. Ma una pulizia straordinaria. Comunque, ma state scherzando? Ma state scherzando? Guardate qua. Questo è lo stato igienico sanitario. Guardate, ma è tutto sporco, guardate. Guardate in che stato hanno riaperto il pluripiano. Si vantano di averlo riaperto. Guardate qua. I filini ci sono. Guardate, buona puliziata, no? Ma state scherzando? Sindaco, ma dove vivete? Guardate come l'hanno riaperto il pluripiano. La perdita di foglia c'è sempre. Qua siamo al piano terra. Guardate.